Pochi anni dopo la distruzione, i milanesi sono già tornati nella loro città e l'hanno ricostruita. È il 29 maggio del 1176, quando le milizie della Lega Lombarda, in cui confluiscono le forze dei comuni padano-veneti, affrontano la cavalleria di Barbarossa nella battaglia di Legnano. Pronti per il combattimento! Serrate le fila! I comuni puntano sul fattore numerico, schierando sul campo ben 16.000 uomini, il doppio dei soldati di Barbarossa. In gioco c'è la propria libertà. Per il re tedesco è giunta l'ora di far valere la propria potenza e autorità. Deve dimostrare sul campo di meritare il titolo di imperatore romano. Quando vede il suo vessillo cadere, Federico comprende di essere incappato in una disastrosa sconfitta. Gli storici tedeschi hanno sempre sottovalutato la battaglia di Legnano, definendola di scarsa importanza sia sul piano militare che su quello sociale e politico. La vera novità fu la vittoria di una milizia cittadina sulla cavalleria imperiale, unita da un forte sentimento antiteutonico.